Buonasera a tutti, visti TV, ite novella de oie, die battolo de lampada dua missa e vinti Kimbe, a su solito dai via Saldemini numero 11, dai sa vida de vizi, dai sa barbaggia vizi chesa, dai s'isola sarda in mezzo a su Mediterraneo, a tutto il mondo, dai no che comunicamolo, in vizi TV. Bene, cominciamo diretto da una baita tedda saida nostra, vediamo come si presenta. Ecco qua, si presenta de voi, che in questo chelo colore grigio, chi este de nughedda ispartinata, e comunque cucuzzana e sole non basta arrivare adesso tutta saida. Ecco qua. Eh. E devo ritornare su Zaravallo, ecco, coccolato, e poi spalazzatelo un po', 28 gradi temperatura massima, dai che 7 gradi temperatura minima. Andiamo a casa, da Giovia, coccolato, un mese coccolato, potuto dire, verso la strese, abbiamo su 20% probabilità che provate, quindi praticamente non vi provate, e poi resta torra mese coccolato, 30 gradi temperatura massima, 6 gradi temperatura minima. Amos purtroppo lo solito stoccamento del dolo, ma tocca di che un'ora tutto canto, no, un attimo e mezzo, scusate, ecco qua. Ah, questa è una cosa che è successa già da Eresi, ma non ha fatto in tempo di risalonare, nel sini scuole, che è morta Giuliana Calvisi, Gattia Bello, sorre de Natalino, Maureggio, Anna, Maria e Francesco. S'interro è storie e poesi, tre de lampada a salvatelo de bortaedie in sini scole. Condolenze del paziente sarà tutto da parte di BTV. Non so resistito a la fotografia, capo perdete sul numero del telefono di Maurizio de Natalino e quindi non li sapevo poi telefonare, noi come lo scontattare. Poi vamos pure un altro morto non besta arrivata, Michele, scusate, vi è mancata questo del Sisto, e come mai non besta arrivato? No, non besta arrivato. Scusate che lo torniamo a inviare. Ecco qua. È il giusto ne dare toccamento. Chat invia. Ecco qua. Sta arrivato, eccolo qua. In Olbia, a 78 anni, anche il morto Luciano Sistu, figlio di Marianna de Tonello. Marianna de Tonello este la sorre de sa mamma de sa mastra tesinarata che è stata in pazzo con coneggio, come mio insomma, vabbè. Frate di Antonio, Sebastiano e Pina. S'interro est Giovia Kimbe de Lampatas a Saldecche, in sacria della Sacra Famiglia in Olbia. Condolenze alle pazienti, alla famiglia tutto da parte di BTV. Non tutto bollazze esamentare questa persona, però insomma io mi lamento e insomma è una cara connota. Non schiaffo che in realtà Luciano Sisti non me lamenta io, ma comunque stisse così ponendo però sono me dessa mastra, io che scritto in carchilocco, un attimo che lo leggo, perché risultare così assa ecco de Claredda Cossu, la mamma di questo morto a 78 anni este
Marianna de Tonello, sorre de sa mamma de appunto Claredda Cossu. Bene, andiamo da innantisi, un po' più come sta arrivata Zanova, che ha sappato in un brazzale in su corso via Vittorio Veneto a saltare adesso il numero 243, che è la perdita che sta Valentina Battu giù. Sì, naturalmente gli schittenari del tipo brazzalette e siccome che va pure così incisa è disponibile a tornare. Andiamo a los eventos, queste giornate in memoria di Rina Lattu, domenica 8 giugno, ore 10:30, BT Piazza dei Donatori di Sangue. Un ammento in onore po' Rina Lattu. In Luvula, questo evento che è organizzata dai due Scoroso, Società Cooperativa Sociale Onlus, studio per una possibile riscrittura di Pinocchio, esito finale di laboratorio teatrale, conduzione del laboratorio e regia Antonio Marras, di e con Maddalena Congio, Teresa Loi, Annalisa Monne, Piera Murro, Piero Piras, Nino Porcu, Ivana Sanna. Lula, 7 giugno 2025, Biblioteca Comunale, Viale della Repubblica, ore 20:00. Dicemos, bene, andiamo sul giornale. La condanna unanime per Garda. Siniscola, il Consiglio si esprime per il rispetto del diritto. Tanto il Consiglio Comunale, tanto il Sindaco si sono esprimendo in questo senso. Il Consiglio Comunale riunitosi la settimana scorsa ha approvato all'unanimità un ordine del giorno presentato dai rappresentanti dell'opposizione sul riconoscimento dello Stato della Palestina. Il Consiglio ha espresso una posizione unitaria affermando il diritto dei popoli israeliano e palestinese alla pace e alla sicurezza, che possono essere garantite solo attraverso un'azione forte della comunità internazionale, che porti ad una pace giusta e duratura, basata sul rispetto del diritto internazionale e la piena applicazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Va bene, quindi questo è stato questo pronunciamento. Andiamo da innanzi, vediamo se no che abbiamo di nuovo, purtroppo non cosa metta buona, incidente in cava grave, un operaio quarantenne, precipita al suolo dopo un volo di 10 metri. L'uomo risiede a Galtellì, è un danno di Euro 6, ha riportato fratture al bacino e ad alcune vertebre. Un operaio 40enne, originario del centro dell'Oristanese, ma da anni residente a Gartellì, è rimasto ferito ieri mattina a causa di un incidente sul lavoro accaduto in una cava del centro baroniese. Le scava sono pericolose, che precipita in una cava da 9 metri e su Matessi Massimiliano De Sì di Gadoni, trasportato in elicottero a Sassari. Krenos presenta il rapporto 2025, la Sardegna consolida la crescita, manco male, aumentano PIL, consumi e occupazione, sanità e calo nascite, le criticità. La Sardegna consolida il percorso di crescita avviato nel 2018, interrotte soltanto nel 2020 a causa della pandemia. L'ottimismo per il segno positivo di dati e indicatori viene però frenato da criticità strutturali come il declino demografico e le difficoltà nell'accesso ai servizi essenziali sanitari.
è quanto emerge dal 32esimo rapporto del CRENOS, il centro di ricerche economiche nord-sud dell'Università di Cagliari e Sassari, che verrà presentato giovedì a Cagliari. Ne siamo contenti di questo dato positivo. Scuola, no, legge sull'intelligenza artificiale. L'obiettivo è un testo condiviso. Ha avviato il confronto in aula sulle 3 proposte di legge. La 3 proposte di legge su questa intelligenza artificiale. La politica cominci a occuparsi dell'impatto che nei prossimi anni l'intelligenza artificiale avrà sulle vite di ciascuno di noi e cerca di dare delle regole in ambito regionale. Ieri sono proseguiti in terza commissione, presieduta da Alessandro Solina, M5 Stelle, i lavori sulle proposte di legge 75 piano e più su disposizioni per la promozione e la governance dell'intelligenza artificiale in Sardegna. Già questa governance comincia a insospettire. Poi 81, proposta di legge 81, Alessandro Solina più su disposizioni in materia di ricerca, sviluppo, sperimentazione e impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito regionale. Questo annaggiamento commenta i titoli. 16 TICA e più sull'istituzione dell'Agenzia regionale per l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione. Questo già comincia a non servire a nulla, è un carrozzone totale. L'obiettivo, ha spiegato il Presidente, è arrivare ad un testo legislativo unico dopo aver ascoltato le osservazioni e i suggerimenti di tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo sul tema dell'intelligenza artificiale. È artificiale. Il vero problema è una città metropolitana, con centro i comuni rurali. Però prima di discutere, scustatelo. Province, la scelta dei piccoli tra quorum, dubbi e ritardi. L'8 e 9 giugno, Benetutti e Nule alle urne per decidere tra Sassari e Nuoro. I dubbi dei sindaci. Troppo poco il tempo, così è impossibile discutere. Questo è il Reione, però gli scherzi dai prima, quindi no, aspetta un attimo, torniamo in dai secoli, ecco qua. Il vero problema è una città metropolitana con dentro i comuni rurali. Quindi, come così Monnani la Terradie, la città metropolitana è diventata il paese di Bengodi. In un bettotto bicchiere in entrare. Roberto De Rio, giusto riconoscere l'autonomia. Nessuno affronta un problema fondamentale, allora, nessuno affronta un problema fondamentale. Sta aperta, scusate, capito, bere 6 anni. Nessuno affronta un problema fondamentale. Cosa ci fa un comune rurale all'interno di una città metropolitana? Si domanda De Rio. Che tipo di trattamento pensa di avere? Roberta De Rio, capogruppo del PD in Consiglio regionale, ragiona già oltre l'esito del referendum dell'8 e il 9 giugno, durante i quali i cittadini di Benetutti e Nule e Guspini saranno chiamati a decidere da che parte stare. L'esponente dei Dem spiega che il problema, cioè i comuni inseriti in una città metropolitana anche quando non hanno contiguità fisica col centro metropolitano, è uno tra i più gravi, punti più gravi della legge del Rio. La riforma nazionale che per la prima volta aveva introdotto il concetto di città metropolitana e infatti nella prima attuazione della legge del Rio in Sardegna, riprende Roberto Di Rio, abbiamo proposto un tipo di città metropolitana diverso. Si trattava di un governo unitario, di un contesto omogeneo. Ora invece con la città metropolitana di Sassari il contesto è disomogeneo
In ogni caso, continua il consigliere regionale, ogni comune ha le proprie ragioni e ognuno è giusto che vada nella comunità dove si sente di stare meglio. Cioè, Poite, Casa, Città Metropolitana, Pappana a Mossu Grussu e quindi dal vide del minore Narana. Entriamo noi scuro e nie. Nesse da Saccanistella, Carchi Brecchinazza arriva pure a noi. Se no, no, ne che restiamo in fuori, chi è in fuori da Saccanistella, non resti nulla, dovete aspettare tutta questa mesa. Caso decadenza, la Regione prepara un nuovo ricorso, insomma, questo deve campare da un ricorso a satiro. Si pensa di coinvolgere la consulta anche contro la sentenza del tribunale. Potevano anche ricorso al tribunale internazionale sui diritti della donna. Spesso si pensa di coinvolgere la consulta. Il centrodestra si dice pronto ad andare alle urne anche tra un anno. Il centrosinistra prova ad evitarle. Di sicuro molto dipenderà dalle decisioni dei tribunali in secondo e terzo grado, ma c'è una cosa che ancora può fare la differenza a favore di chi oggi governa la regione: la strategia difensiva, che sinora, vista la sentenza che ha rigettato il ricorso di Alessandra Tode contro l'ordinanza del collegio di garanzia, non è stata vincente. Come un deputato essere vincente che in un'incompetenza tale e si studia Ballero che non ha fatto controllato manco sul documento che ha presentato questa candidata a presidente, il te pote bingere, tanto che trapela da fonti di maggioranza la governatrice starebbe spingendo per avere nuovi pareri legali, soprattutto in vista della presentazione del ricorso in appello. Cioè praticamente Giuvranco Bullo, Assistudio, Ballero, intelligenza artificiale, un fondo da destinare ai comuni verso una legge condivisa, audizioni di ANCI e università. È sconcertante, secondo il rettore dell'Università di Cagliari, Francesco Mola, il ruolo marginale riservato alle proposte di legge alle università della Sardegna, mentre nelle altre realtà nazionali e internazionali si sta puntando sulle università, visto la molteplicità di temi da affrontare nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Cioè, sono anni che lo Consiglio regionale ha in scomente si sono occupati di 3 leggi proposta di legge sull'intelligenza artificiale che si intende controllare e non fa che ne commenti in tutto il mondo chi si rivolge alla sua università e pone aere carchi indirizzo o carchi testo un pacco decente. Lo ha detto ieri durante le audizioni in terza commissione sulle diverse proposte di legge in tema di intelligenza artificiale, la numero 75, eccetera, eccetera, 81, 16 e così via, insomma. Vabbè, andiamo da innanzi. Il salvacasa arriva anche nell'isola e una dia sta arrivando, arriva anche nell'isola. Egal in discussione. Martedì 10 in aula il testo con l'adeguamento del decreto Salvini. Il salvacasa arriva anche in Sardegna, ma solo in parte. Il testo della giunta che lo recepisce conserva il limite di 28 metri quadri per l'abitabilità dei monolocali, mentre il decreto in vigore da quasi un anno prevede una superficie di 20 metri quadri. Cioè questo parto è durato più di un anno e mezzo, è durato, e non resesse in Gallo anche a Carzas. In proprio un terzo dei ricoveri, spreco da 210 milioni di euro. Però che non è che certo il ricovero si dia potere pure evitare. L'attacco dei sindacati sugli ospedali ricade il vuoto dei servizi territoriali, è illegale. Se non basta dottore di base, si hanno su pronto soccorso. L'emergenza, molti sono anziani rimasti senza l'assistenza della famiglia. Pazienti sui letti occupati per settimane,
e sulle barelle ammucchiate nei reparti e nei pronto soccorso. Una umanità che finisce per stazionare in ospedale perché fuori manca un'adeguata rete di servizi sanitari e socioassistenziali e l'enorme carico dei ricoveri inappropriati che ribalta sugli ospedali il vuoto dell'assistenza territoriale e spesso anche la ritirata della famiglia che non può e talvolta non vuole prendersi cura del parente. Un carico, rileva la Federazione dei Medici Internisti Ospedalieri, che in Sardegna si traduce in oltre 70.000 ricoveri impropri su 208.000, quasi un terzo. Potete scrivere. Pronto soccorso senza personale. Allarme per l'estate. Siamo già ai danni di Alghero. Medici di base concentrati in città, nei paesi non vuole andare nessuno. A Cagliari un professionista ogni 1152 residenti, soffre invece il nuorese, che praticamente si incomodano in cittate e a Sarvidere. Non vi hanno nessuno che in cittate un ambulatorio e via poi 1500 paziente, invece in Sarvidere tocca di andare da una ida a Sattera. Fisco, scatta il taglio delle detrazioni, cambia il modello 730, arrivano le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate. In effetti il 730 qualcuno che l'ha già inviato, però come arriva questa istruzione? Allarme truffe online, state battendolo, falsi messaggi mail, si è riscontrato un invio massivo di SMS con falso mittente email contenenti link cliccabili che rimandano a siti non sicuri. Si tratta di tentativi di phishing e frodi informatiche. Si precisa che email manda SMS contenenti link che rimandano solo a contenuti informativi presenti nel proprio portale, nei propri servizi online, il cui accesso è consentito previa autenticazione identità digitale. Mai chiede dati personali o bancari degli utenti. Non vi facete altricare. 4 start-up protagoniste alla fiera dell'intelligenza artificiale. Siamo bravi in questa cosa. Da oggi il WEMAC Future a Bologna. C'è questa iniziativa. La regione sarà presente con 4 aziende ALV, VMF, WEMAC Future, la più grande fiera internazionale sull'intelligenza artificiale, la tecnologia e l'innovazione digitale in programma da oggi al 6 giugno a Bologna. Ne siamo scontenti. Con l'AMURES politica internazionale e naturalmente in Ocche, nuova strage, colpita la folla in cerca di cibo. In Ocche ormai siamo veramente su genocidio totale del suo popolo palestinese. Crimine di guerra. Corea del Sud, il progressista Lee eletto presidente. In Corea del Sud, ma un presidente che è stato decadere, che ha tentato una specie di colpo di Stato e come hanno eletto un presidente nuovo, progressista. Andiamo a Sattera, pagina internazionale. Ecco qua, in innubbata dolore del capo Putin. Il conflitto minano uno dei piloni. L'Ucraina non si vuole arrendere all'avanzata russa. Capuro. Crimea, colpito il ponte, un'altra prova di forza dell'esercito di Zelensky. Kiev, l'esplosione vicino al pilone, la colonna d'acqua che si solleva in aria, i detriti che ricadono nello stretto di Kerch e a migliaia di chilometri l'esultanza dei servizi di sicurezza ucraini dell'USBU, che per la terza volta
dall'inizio della guerra hanno rivendicato di aver colpito il ponte di Crimea, il simbolo dell'occupazione russa dell'Ucraina. Un modo concreto, ma soprattutto simbolico, di rispondere al nulla di fatto dell'ultimo round di negoziati a Istanbul e al memorandum russo per la fine della guerra, che nelle sue proposte rappresenta una sostanziale richiesta di resa delle forze di Kiev con la trasformazione del paese invaso in territorio neutro tra Russia e Occidente. Cioè praticamente che le binghe in totue, intanto Comodata deve scomporare 42 aerei a Novoli, Bilosana, iscussertato. Bene, e che in questo terminamos, si tenova de hoy, terminamos, andiamo a sa siga le tancatura e non damos appuntamento. Torna a casa. Ecco qua. A me vedrete, buon a tutti, visti TV dopo 27 minuti, no, ed è che si come.